Tornano ad incrociare le braccia i metalmeccanici padovani, venerdì sciopero nazionale e corteo in tutte le province del Veneto. È il terzo sciopero di 8 ore nel giro di pochi mesi, dopo che Federmeccanica non ha accettato le richieste dei sindacati. La trattativa si è interrotta il 12 di novembre perché Federmeccanica ha presentato una sua proposta e la sua proposta non dà certezze sugli aumenti contrattuali, quindi vi è solo un recupero ex post, cioè a posteriori dell'inflazione, non è disponibile a mettere una cifra di riconoscimento economico ma solo un consuntivo, e se il consuntivo viene più alto rispetto alla previsione inflattiva dobbiamo attendere anche 6 mesi per percepire quel pezzo, quindi un ulteriore peggioramento rispetto alle condizioni esistenti del nostro contratto nazionale del lavoro. Corteo in partenza alle 9 dalla stazione per arrivare fin sotto le finestre di Confindustria in piazza Pertini alla Stanga. Abbiamo un contratto che è scaduto a metà dell'anno scorso, abbiamo una Confindustria Federmeccanica del Veneto a Est che non vuole trattare, la Confindustria Federmeccanica Nazionale non vuole trattare, noi stiamo portando due temi principali, uno l'orario di lavoro che vogliamo ridurre, e tutte le aziende che non staranno dentro questo sistema non avranno futuro nella manifatturiera, vogliamo ridurre l'orario di lavoro a 35 ore. E poi vogliamo recuperare quello che è giusto, il potere d'acquisto del 2019 delle nostre buste paga, perché come sapete le nostre buste paga soffrono da 30 anni. Un'avvertenza che riguarda 70.000 metalmeccanici padovani che chiedono il rinnovo del contratto. Uniti dall'avvertenza per il rinnovo del contratto nazionale, siamo con venerdì prossimo a 24 ore di sciopero per chiedere la riapertura della trattativa per il rinnovo del contratto di Federmeccanica e Assistal e di avere delle risposte per il contratto Unionmeccanica che si è aggiunto, come dire, dalla settimana scorsa alle richieste che noi facciamo per rinnovare i contratti nazionali di lavoro.